Amici del canale, buongiorno. Oggi siamo in un circuito di corse abbandonato. Posso dire il nome? Beh, tanto poi si vedrà dappertutto. Sì. Siamo ad Adria. È un anno buono che cerchiamo di venire in questo posto, ma era sempre sorvegliato. Adesso in teoria non dovrebbe esserci in più la sorveglianza. È comunque tutto aperto. Le spine. Ah, ecco, è comunque tutto aperto, noi non apriamo, non nascondiamo niente e andiamo a vedere cosa c'è. L'autodromo di Adria nasce nel 2002 alle porte del Parco del Delta del Po in provincia di Rovigo. Negli anni la Federazione Internazionale dell'Automobile aveva accordato al circuito l'omologazione per i test di Formula 1. L'autodromo ha ospitato dal 2006 il massimo campionato di Gran Turismo a livello mondiale e nel recente passato è stato scenario di gare della Formula 3 Evo Series. L'impianto vantava di essere l'unico autodromo al mondo dotato di un paddock coperto. C'è il palco delle premiazioni qua dentro. Accendi la luce perché è super buio, attento al gradino. Qua a destra c'è il palco delle premiazioni. Beh, ma si vede. C'è una lapide qua. Non credo. Magari l'avevano messa a ricordo. Posso sentire se è vera? Secondo te è brutto? È molto vecchio. È finta. È di polistirolo. Mica scherzo, magari. Può essere. O può essere che fosse qualcosa che hanno messo a qualche parte a ricordo. Memorativo. E l'hanno tolta via. Però è proprio polistirolo. Di solito anche quelle commemorative sono di marmo. Qua c'è un sacco di cose, hai visto? Sì. Allora, questo autodromo è stato famosissimo per tantissimi anni. Adesso sono un po' impreparata, non so di che anno è, dopo cerco, magari aggiungo queste informazioni nel video. Ci hanno corso nomi grossi, famosi, poi mi pare di ricordare che nel 2019, dovrebbe essere il 2019 l'ultimo anno di attività, anche di questo non sono sicura, quindi al limite poi cerco le informazioni giuste. A causa di problemi finanziari, prima ha chiuso, poi è stato posto sotto sequestro, Mi hanno dato una multa. gli hanno dato una Bella grossa. multa e adesso è tutto così completamente abbandonato. Abbiamo letto di recente che al momento il debito è intorno ai 53 milioni di euro. Tanto che da quello che sapevamo era appunto sorvegliato e adesso non c'è neanche più, No, perché non ci sono più non ci sono più i soldi. soldi per pagare la sorveglianza. Infatti, come potete vedere,
è tutto aperto, cioè ripeto, noi non abbiamo aperto, forzato, rotto niente, è tutto completamente aperto. Tra l'altro anche sulla strada dove siamo entrati fino a qualche mese fa eravamo passati a vedere, c'era tutto il muro che non so se è crollato, è stato buttato giù e quindi al momento è proprio accessibile a tutti. Non so se verrà recuperato, spero di sì perché comunque non è messo così male da essere irrecuperabile, però come sappiamo queste cose urbex e soprattutto quando ci sono fallimenti e cose di soldi non si sa mai come va a finire. Proseguiamo il giro, dai. Andiamo dai. Dall'ufficio, vedi? Ah, Office. aspetta, guarda, vedi, ci sono le indicazioni per il Covid, quindi è di sicuro dopo il 2019, ho Sì. sbagliato. Di sicuro siamo intorno al 2020-2021. Questo è l'ufficio, non so cosa facessero, però Magari, informazioni. guarda, questo sembra tanto una vetrina, forse no, dove mettevano, guarda il POS. Magari qua si venivano tipo a registrare per partecipare o Sì. chi veniva a fare i giri in pista con la moto, C'è come un paio eccetera. di scarpe. Eh sì, che sparco. Guarda, C'è poi adesso me ne... computer. Sono rotte. Sì, sì, c'è ancora di tutto. Ah, i francobolli! Aspetta. 60 Madò che belli! Ma questo era qualcuno che faceva raccolta perché si vede che sono... Non può essere. Guarda che belli! Ma quanti? Eh sì, guarda, questo è tagliato da una busta. Giornata mondiale del teatro, che belli, che peccato. Questo, Roma, non cap- La Divina Commedia. Pensa a te. Te ne mettiamo tutti nella cassettina. Questo è... non riesco a leggere. Benissimo. Vabbè. Ecco, proprio perché c'è un numero di telefono, però Paolo correva con la Ducati rossa. Vedi? Sì. Aspetta, non voglio far vedere il numero di telefono. KTM. Qua c'è un'email, basta, non c'è altro. Vabbè, semmai poi... Adria, guarda, 2021, 25 settembre 2021. Dalle informazioni trovate online, l'autodromo è stato messo sotto sequestro il 17 gennaio del 2022 a seguito di una procedura di fallimento nei confronti della società che lo gestiva. Attualmente la causa è ancora aperta e, come potete vedere anche dal nostro video, la pista e tutte le strutture annesse stanno andando sempre più deteriorandosi. Copro un po' di dati, però guarda, aspetta che appoggio questa. I pass foto, ci sarà anche il mio qua in mezzo. Ero venuta a fotografare qualche anno fa, eri venuto anche tu, ti ricordi che correva il papà di Valentino Rossi, come si chiama? Graziano. Guarda, sotto qui c'è uno scatolotto. Qua sono tutti, solo che ci sono tutti i nomi, quindi vabbè, insomma, Sarà qua in mezzo. sarà quel, sì, perché era qualche anno fa, sarà sotto là il mio pass foto. Multicentrum, che fa sempre comodo. Esatto. I am the champion, my friend. Grazie. No paparazzi, please.
Sarà l'è chiuso, peccato. Sembra infatti tanto, sta per dire tanto ordinato. Di qua è aperto, andiamo a vedere di qua. No, basta che l'appoggi. Questa è una sala conferenze. Sì. Ci sono tutte le videocassette dei corsi. Dei corsi. Infatti vedi che da tutte queste finestre vedi la pista. Ah, sì. C'era il cronometristis, c'era il cartello segretario di gara, qualcosa del Vai a genere. vedere là in fondo cosa c'è. Tutte le vecchie VHS. Si vede tutta la pista. Ah, guarda, no. Hai visto? Sì, sì. Sono cronometri. Non lo so, se guardiamo. Guarda qua per terra. Commissario attraversamento Olio, c'è scritto pista con olio. pista con buco. Io Con leggo olio. buco. 8-3? No, non lo so. La bubo, non lo so. Qua non c'è scritto niente. Gara F2000, contatti C2 monitor 19. Sette. Video promozionale, fatti vostri. Esibizione Buell. Presentazione non capisco. Ducati presentazione moto. Un po' di pile. Sono i caricatori delle batterie ricaricabili, è pieno. C'è un po' di tutto qua dentro. Questo scusa. Ah, ritiro. Li attaccavano sulle cose. Sì, cicatagli, Sì, 5. Siccome mettere i tovaglioli in maniera un po' scenografica per le occasioni, non riesco a girare, si spacca. Ah no, perché no, sì, no, è tutto bla. Vabbè. Guarda che carino, perché qua facevano, oddio, tutto pieno di paneli. Sì, guarda qua, riservato BMW. Cos'è? Riservato BMW. Di sabato e domenica molto No, ma c'è trafficata. una fabbrica e tutto. Anche perché quando siamo arrivati c'era davanti qua c'è una cartiera, c'era penso il proprietario perché aveva le chiavi e che ci guardava di un male, noi Speriamo che non arrivino i carabinieri. Andiamo a vedere sto bar così poi abbiamo fatto il più grosso.
c'è la pista karting che hai ripreso, immagino. Era sempre mia. Attenzione perché siamo davanti alle fabbriche in funzione e lì c'è quella del tizio che ci ha guardato malissimo quando siamo No, è un po' arrivati. più avanti, è un po' più avanti. Non è quella? No, un'altra ancora. Ah, ok. Vabbè. Questa è la pista. Le carte. Basta scale perché ogni volta che faccio le scale perdo i pantaloni e le mutande. Basta scale. Mi ricordo che quando ero venuta a fare le foto arrivavano quelli che correvano, c'era il direttore, non lo so chi era, segnava qualcosa, se qualcuno ne sa più di me lo scriva tranquillamente sui commenti, e poi entravano in pista. Andiamo a vedere Mi pare fosse questo almeno. il retro dei box, che è di qua. Siamo a bordo pista, qua dietro c'è la pista e questi hanno gli ingressi ai box. Io mi mettevo, non mi ricordo più dove, per fare le foto, anche in mezzo qua, poi venivi cacciato brutalmente, non importa. e basta, adesso recuperiamo Nicola e Caterina che Sono sopra. dovrebbero essere su, noi siamo già andati prima. Ci manca da vedere la torretta. Sì. E- I box dei kart non c'è I niente. box dei kart sono... Neanche la struttura dall'altra parte. Esatto, è tutto vuoto, quindi non abbiamo ripreso niente perché è tutto vuoto. Vediamo la torretta, che sarebbe bello riuscire a salirci perché comunque si riesce a vedere abbastanza bene la pista, che comunque non so se l'ha ripresa e fatto video col cellulare, al limite lo metterò. L'abbiamo Sì. ripresa anche dalle finestre sopra degli uffici. Poi vediamo. E poi vediamo, ma credo che più o meno abbiamo visto tutto. Sì. Le gomme dei kart. Che piccole! Ma sì. sono tipo fuse. No, sono No, solo sono incastrate. incastrate. Ok, ha detto la mia scimmia. Ammortizzatori, una scatola sterzo. Questi sono ammortizzatori a ghiera regolabili. Guarda là. Nico. Ammortizzatore a ghiera regolabile da gara. Ti ho dato a fumare all'interno del paddock, vabbè. Chi è che sta fumando 5 ore? Ehi, Sono già stato. se te pareva, io sono già stato. Ma dove siete andati voi? Non eravamo andati noi. Io sono trovato dopo. Sì, dove c'erano i dormitori no. Tutte le volte c'è. Quello è nuovo. Il sonno piccolino, lei, la mia piccolina sonno. Di là ho fianco alla tua compagna. Ho compagna, tua moglie, 13 anni che c'ho... Io non sarei tanto contento. sì, guarda che sono 22 anni che ce ne sono Dai, un che abbiamo gruppone. fatto il giro da fuori. Di farlo, mi sembra. Dai, ma non hai idea. parla bene, parla forte. Sì. Dai. Allora, amici del canale, il video dall'autodromo si chiude qui, nel senso che adesso saliamo sulla torretta, ma siccome saremo in vista non è proprio il caso di fare la chiusura di sopra, quindi lo chiudiamo qui. Sono i colombi. Madonna. Io sono contenta anche se non c'è niente chiaramente, però dai, è stata una bella esplorazione. Cosa dite? Chilometri e chilometri di camminate e di erba alta fino alle Però ci anche. ricordiamo di quando siamo venuti qua un po' più Esatto. di volte a vedere le gare. Esatto, e io fotografarle anche. Che ricordi. Vabbè. Sì. Caghiamoci tutti addosso. Come si dice da noi, Sky paura mai a voi. Veniamo via. Soprattutto Sky. Ciao. Vabbè. E adesso io e Caterina andremo anche in un altro posto e quindi ci sarà esatto, le abbandoniamo qui a correre nella pista in tondo.
Allora, io e Caterina andiamo in un altro posto, quindi sarà il secondo video della giornata, che sai, adesso ti racconto la verità, l'avevamo già fatto io e Matteo, ma qualcuno ha sbagliato tutte le messe a fuoco dei video, quindi tocca ritornare e rifare tutto. Vabbè, Bravo. giornate in più. Esatto. Immagino che quel qualcuno sia tuo marito. Sì, uno a caso. Ah, ok. Bene, ci vediamo nell'altro posto e sì, adesso chiudo e usciranno ovviamente 2 video diversi, quindi nell'altro posto ci vediamo con l'altro video. Ciao!